una manifestazione sempre interessante e attrattiva che riscuote sempre grande successo nell'ambito regionale e non solo. Sì, stasera è la serata conclusiva ed è una serata veramente meravigliosa perché c'è un pubblico contento, felice, partecipativo al massimo e dico veramente che forse oggi tutti, dico tutti, giovani e meno giovani, sentiamo il bisogno di avere queste giornate che ci parlano di valori, che ci parlano di sentimenti e che ci parlano soprattutto di speranza per il futuro. E infatti dico, questa edizione sinceramente è qualcosa di veramente grande, la partecipazione è stata massima e credo che noi un seme per i nostri giovani, un seme di fiducia, di speranza per una vita migliore, per una società migliore l'abbiamo data. Una settimana intensa e ricca di avvenimenti, di gemellaggi, di tanti momenti di cultura, di musica, di spettacolo, ieri sera anche una manifestazione teatrale. Sì, una settimana densa proprio oggi, abbiamo qui con noi infatti il sindaco di Giuliana per il gemellaggio e mai è stata scelta così felice perché abbiamo in comune tantissime cose e non solo l'agricoltura, non solo quasi praticamente il modo di vivere ma anche due grandi, Caronia e Marrone, di cui abbiamo parlato infatti in un incontro in una scuola perché noi praticamente facciamo un lavoro itinerante anche nelle scuole. Ieri sera lo spettacolo teatrale pienissimo, era un tema che poteva sembrare un tema leggero ma in realtà ha portato molti a riflettere sul problema dell'anziano che oggi non dovrebbe essere un problema perché oggi che le famiglie lavorano l'anziano è quasi una risorsa e quindi dobbiamo educare i ragazzi al rispetto soprattutto per i nostri anziani. E noi crediamo con le scuole e tutti i genitori che un passo avanti lo stiamo facendo. Quando si parla di cultura è sempre importante e devo ringraziare io sia il presidente dell'associazione sia il dottore Lillo Montaperto per averci creduto e averci invitato a fare questo gemellaggio con Favara, perché sembrava che non avevamo niente in comune, invece abbiamo scoperto che abbiamo sia il castello federiciano costituito intorno al 1100, sia due giusti tra la nazione come il dottore Marrone e il professore Caronia, quindi è una cosa straordinaria che noi abbiamo presentato nel convegno, nella 21esima edizione del convegno organizzato dalla professoressa Lina Usso Gucciardino. La nostra splendida Valle dei Templi è dipinta con acquerelli e tempere poetici, con tinte ora tenui, ora vivaci e forti, seguendo le emozioni cromatiche che tanto splendore e pace riescono a dare sia all'autrice e sia ai lettori. Emozioni dalla valle è un agile volume di liriche alate e leggiadre che spicca nel volo di una farfalla tra le incantate colonne doriche dei nostri più famosi monumenti. A Margherita Truppiano. Io voglio ringraziare tantissimo la giuria per avermi assegnato questo premio, che è un premio al quale sono particolarmente affezionata perché è un premio dalla valenza straordinaria per tutto quello che è stato detto all'inizio e perché ogni anno si conferma tale. Ringrazio ancora la giuria perché è riuscita ad interpretare probabilmente quelle che sono le mie emozioni che nascono da una contemplazione della bellezza, quindi sono veramente grata a quanti come me hanno dimostrato di avere il mio stesso sentire. Grazie Margherita. Bene.